Stamattina Peppina avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più. È morto. Si è suicidato. Non sorprendetevi, perché le cose che sono successe sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto. Vogliono abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro il sasso. Comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con i tritoro e santinari sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano, oppure come l'editore Feltrinelli che sa alternare sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi, questo leggerete domani sui giornali, questo lo vedete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente, perché domani stampa e televisione si occuperanno di un altro caso molto importante, il ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro. Ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega del piccolo siciliano di provincia? Ma chi se ne fotte di questo Peppino impostato? Adesso fate una cosa, spegnete questa radio, voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire tutte queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buon senso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali. Voi non andateci, lasciamolo solo e diciamolo una volta per tutte. Che noi siciliani la mafia la vogliamo, ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu Peppino sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un nudo commiscato con niente.